Sono ovviamente molto onorato di ricevere questo premio così importante, innanzitutto per la sua autorevolezza, insomma, e poi anche per la sua specificità. Si tratta appunto di un premio, come è stato già ricordato, che mira a segnalare i libri che cercano di unire, diciamo, il carattere innovativo dal punto di vista storiografico, il rigore del metodo con un'accessibilità a largo pubblico che permetta, diciamo, di essere fruibile piacevolmente anche per chi non è nell'accademia, non fa della storia un mestiere, una professione. Professor Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di storia contemporanea, editorialista del Corriere della Sera. Ricordiamo alcuni saggi che lei ha scritto: La morte della patria, l'identità italiana, più recentemente La morte della patria e la crisi dell'idea di nazione, tra resistenza, antifascismo e repubblica, 3 giorni della storia d'Italia del Mulino e l'antologia Poesia civile e politica dell'Italia del Novecento 2011, Europa perduta 2014. Oggi è qui a Pordenone Legge, però in Friuli per il premio Friuli Storia, un premio che ha il vanto di avere una formula particolare per l'assegnazione di questo premio, in quanto appunto si utilizza una competenza scientifica prima e poi la scelta invece più popolare per gli ultimi 3 finalisti. È questo il nuovo modo di fare storia? Semmai questo è il nuovo modo di dare qualche premio di storia, però è un modo già realizzato da altri premi. Voglio ricordare il Campiello, che viene appunto dato così, nello stesso modo, cioè c'è una giuria che sceglie 5 libri e poi c'è una giuria allargata, popolare, chiamiamola così, di 300 lettori che designa il vincitore. Noi abbiamo un po' copiato questo modello che mette insieme una competenza scientifica, diciamo così, e insieme però il gusto dei lettori, perché la storia ha in fondo anche una dimensione narrativa, deve avere, io credo, anche i miei amici della giuria lo credono, una dimensione di piacevolezza della lettura, di interesse, di coinvolgimento, e questo naturalmente sono proprio, diciamo così, i non professionisti che possono dire, i lettori comuni, e quindi questa giuria di 100 persone ha questa funzione di esprimere questa dimensione e di scegliere il vincitore, che quest'anno è appunto il professor Campus. Sì, perché altrimenti la storia rimane in mano comunque, o comunque viene masticata soltanto da un pubblico ristretto e specialista. Sì, la storia non è una disciplina scientifica come la biologia o la fisica, è una scienza umana, fa parte delle scienze umane, e nel campo delle scienze umane la scientificità è data, è una parola forse che non è adeguata, ha più importanza, diciamo così, la probità intellettuale, l'attenzione ai fatti, a non manipolarli, l'onestà intellettuale è più importante di tutto. Poi la scientificità in cosa consiste per la storia? Nel non trascurare dei fatti clamorosamente pertinenti all'argomento, nel non interpretarli in modo palesemente forzato, ma sta tutto lì. Poi per il resto la storia è anche una narrazione. I grandi libri di storia sono anche dei libri di piacevole lettura, e quindi appunto da qui questo statuto ambiguo che gli storici devono cercare di perseguire, se ci riescono. E la ragione per cui il premio è strutturato in questo modo è il tentativo di premiare libri che siano allo stesso momento scientificamente inappuntabili e accessibili anche ai non addetti ai lavori. E il libro di Leonardo Campus risponde in pieno a queste caratteristiche.
Siamo in compagnia del vincitore della seconda edizione del premio Friuli Storia, che appunto è Leonardo Campus, che è anche dottore di ricerca di storia contemporanea all'Università di Roma, La Sapienza. Il volume con cui ha vinto è I 6 giorni che sconvolsero il mondo, la crisi dei missili di Cuba e le sue percezioni internazionali, del 2014, e edizione Le Monnier. Tu sei anche giornalista, autore di testi per Rai Storia, autore anche del volume Non solo canzonette, l'Italia della ricostruzione del miracolo attraverso il Festival di Sanremo. Questo è uscito da poco, è del 2015, sempre Le Monnier. Parliamo invece del volume con cui hai vinto, appunto risultato vincitore, e tu unisci in questo la tua vocazione di ricercatore, perché ci sono addirittura 6 anni di ricerche, 7 anni di ricerche di archivio, e unisci questa vocazione del ricercatore alla capacità di cogliere la dimensione socioculturale dei fatti e anche di trasmettere ai lettori l'importanza di un evento geopolitico di tanta portata, no? Come la crisi di Cuba. E la nostra associazione, noi siamo il gruppo Studi Storici e Sociali Storia, partecipa appunto tra l'altro a questo premio Friuli Storia, ha partecipato anche l'anno scorso e abbiamo partecipato anche con i nostri soci, e noi dell'associazione abbiamo sempre unito la storia contemporanea con lo studio geopolitico e dell'attualità, e quindi siamo particolarmente contenti di questa sua vittoria, perché tu appunto sei riuscito a unire lo studio di un evento geopolitico alla valutazione della percezione dell'evento da parte di diversi soggetti. Almeno questo mi sembra essere una delle chiavi di lettura del testo. Sì, buongiorno. Effettivamente, insomma, innanzitutto devo ringraziare la giuria sia scientifica che di lettori che ha ritenuto che appunto fossi riuscito con questo libro a coniugare un po' l'esigenza di fare ricerca innovativa e senza annoiare, diciamo, chi non fa lo storico di mestiere, no? Questo credo sia importante, perché altrimenti se si scrivono libri che risultano di fatto illeggibili se non a 10 specialisti in tutta Italia, insomma è un lavoro che lascia un po' il tempo che trova. La sfida è proprio quella di non fare una cosa superficiale, ma anche di arrivare, insomma, a un maggior numero di persone possibilmente, soprattutto quando il tema è così importante come questo. E quindi, per rispondere, ecco, alla tua domanda, sì, il tentativo è stato di partire da un evento geopolitico come appunto la crisi dei missili di Cuba, che si presta molto perché è un evento breve, clamoroso, insomma, che durò pochi giorni, ma suscitò attenzione mondiale, e studiarlo da un'altra prospettiva, cioè quella delle sue percezioni, gli impatti che esso ebbe, le reazioni che scatenò, quindi cambiare un po' la prospettiva dell'analisi. Senti, lo schema del tuo volume è più o meno questa, cioè c'è una ricostruzione accurata degli eventi. E poi le percezioni nei contesti nazionali, Stati Uniti, Italia, e poi transnazionali. Quindi andiamo un attimo per ordine. Le premesse, sviluppo e risoluzione di questa crisi dei missili Cuba. Sì, allora il capitolo premesse mi chiedi, no? Cioè, questo è, diciamo, un cappello che sottende a tutto il volume, nel quale, diciamo, io provo ad applicare alla crisi dei missili di Cuba le riflessioni di due grandi, insomma, del pensiero del Novecento, che sono lo storico modernista Fernand Braudel e il mass mediologo Marshall McLuhan. I due apparentemente non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro, in realtà, però mi sembra che ci sia un punto di unione, e in particolare vorrei spiegare brevissimamente, insomma, quello che è la reinterpretazione di Braudel che provo a fare. Allora, Braudel appunto era uno storico dell'età moderna, quindi prima di quella contemporanea, che era un'età caratterizzata da tempi abbastanza lenti, o medio lenti, diciamo, sicuramente più lenti di quello che invece è la storia contemporanea, che ha un incedere di cambiamenti vertiginoso, no? Quindi la società e la politica, il mondo è cambiato moltissimo in pochi anni. Ora, Braudel aveva
ideato, diciamo, un modello interpretativo, uno schema, una divisione della storia in 3 diversi tempi. Il tempo breve, che era il tempo dell'événement, lui lo chiamava in francese, cioè dell'avvenimento, che è quello che più si conosce, no? Quello dei re, delle battaglie, delle guerre, degli individui, ed è la storia, diciamo, appunto fattuale. Al di sotto di questa superficie della storia, così clamorosa, insomma, ma anche in un certo senso così effimera, stava il livello delle congiunture, in particolare economico-sociali, quindi per esempio i periodi di crisi economica o di espansione di una certa area, che lui diceva duravano più o meno una cinquantina d'anni, e al di sotto ancora di questo c'era il tempo lungo, la lunga durata, lui la chiamava, cioè il tempo delle strutture, le strutture che sottintendono, diciamo, che sottendono a tutta la storia e che, diciamo, hanno un'influenza molto maggiore, molto più profonda di quella che possono avere i singoli individui o i singoli avvenimenti. E questo appunto è per esempio per lui la presenza di una catena montuosa in una data regione condiziona la storia e la vita di quella comunità nei secoli, ed è difficilissimo che muti a prescindere da chi sia sindaco o re di quella zona, diciamo. Ecco, allora questo modello che così bene si adatta all'era moderna, ci si è chiesti, insomma, da vari storici si sono chiesti se si può applicare alla storia contemporanea, che invece cambia così mutevolmente. E io credo che il modello sia fecondo e applicabile bene anche all'età contemporanea, come dimostra proprio il caso della crisi di Cuba, perché se noi consideriamo che l'avvenimento è appunto la crisi di Cuba, che dura poco, è clamoroso, come dicevo, suscita l'attenzione di tutti ed quindi risponde perfettamente a quelle caratteristiche. Al di sotto di questo però, e in un certo senso causa della crisi di Cuba, è la guerra fredda, della quale la crisi rappresenta il punto di svolta, no? La guerra fredda, che dura un cinquantennio, è anch'essa una contrapposizione anzitutto economica, oltre che politico-ideologica e militare, no? E quindi anche in questo sembra rispondere al modello che Braudel proponeva. E al di sotto ancora di questa c'è la struttura, che è data da quella che io ho definito nel libro la globalizzazione del teatro di guerra, o l'unificazione del teatro di guerra, che è data dall'introduzione delle armi termonucleari. Ora, queste armi sono così micidiali e unite, diciamo, al fallout radioattivo, cioè alle radiazioni che verrebbero trasportate dal vento al di là di ogni confine statuale, diciamo, o anche continentale, cambiano completamente non solo la geopolitica, ma proprio l'esistenza dell'umanità, perché mettono tutti quanti a rischio contemporaneamente a livello planetario, e quindi questo appunto rende un'eventuale guerra in cui si fa uso di armi termonucleari, quindi il teatro di guerra diventa unitario, globale, no? Questa è una struttura che è nata con quelle armi e che sopravvive tuttora, che l'avvenimento è finito e anche la congiuntura della guerra fredda è finita, però la presenza delle armi termonucleari e questa struttura rimane, e anch'essa rappresenta, diciamo, è legata al rapporto dell'uomo col suo ambiente, no? Quindi questa attenzione alla componente geografica che era propria di Braudel. Quindi ecco, io ho un po' applicato questo schema all'età contemporanea, e credo che la crisi Cuba sia proprio la manifestazione più clamorosa di questa nuova realtà delle armi termonucleari. Tutto questo si aggiunge appunto Marshall McLuhan col suo concetto di villaggio globale e con le varie teorie che lui sviluppa, dicendo per esempio che ormai appunto proprio perché siamo così interconnessi da essere un villaggio globale, e così quasi si sia annullato il tempo e lo spazio, le divisioni, in qualche maniera ogni guerra, lui dice, ormai è una guerra civile, e quindi questo si lega perfettamente, no, al rischio delle armi termonucleari. Tutto questo è un cappello che poi permette, diciamo, al resto del libro di far vedere come gli eventi e le percezioni della crisi Cuba rappresentino un'esperienza globale che il mondo fece, un'esperienza globale di rischio di guerra nucleare,
che non si era mai verificata fino ad allora e non si è mai più verificata dopo, fortunatamente. Quindi le percezioni quali sono state? Le percezioni degli Stati Uniti coinvolti in prima linea e poi dell'Italia che è appunto coinvolta di più come membro della NATO? Sì, esatto, queste sono le percezioni, i due casi di studio, diciamo, dei due paesi dei quali ho studiato le percezioni in questo libro. Naturalmente, proprio per tutta la premessa che abbiamo fatto, questo è solo un inizio di un percorso, no, che c'è nel mio libro, cioè considerare la crisi di Cuba come un evento unico che ci può far capire molte cose a livello globale. Implica che debbano seguire al mio molti altri studi, insomma, che amplieranno, miglioreranno l'inizio del mio lavoro, che io ho applicato a due paesi, uno gli Stati Uniti direttamente coinvolto nella crisi, diciamo sul fronte, potremmo dire così, più evidentemente, e un altro come l'Italia apparentemente solo spettatore impotente di un braccio di ferro atomico che si combatteva tra le due superpotenze di Unione Sovietica e Stati Uniti. In realtà appunto anche l'Italia non era solamente spettatrice di questo, però ecco, poi si potranno aggiungere altri casi di studio di altre percezioni. Tu l'hai applicato anche a politologi, a religiosi anche, perché? E a scienziati? Sì, queste sono tre categorie transnazionali, cioè che ho analizzato a prescindere dalla nazionalità singola, del singolo religioso, del singolo scienziato. Ce n'è anche per esempio c'è Raymond Aron, che è un politologo francese, o c'è il patriarca di Mosca che appunto era russo, no? Perché queste tre categorie avevano un punto di osservazione della crisi che era molto particolare, molto peculiare, cioè un religioso per esempio guarda la crisi di Cuba da un punto di vista anche etico, non solamente politico, quindi si pone un dilemma, no, del quanto sia lecito rischiare una guerra nucleare per un politico che voglia dirsi cristiano o comunque religioso, che faccia riferimento a un sistema morale come quello che le religioni rappresentano. E questo era un dibattito che era molto acceso in quei mesi, no? In quegli anni. Stavano uscendo libri in America, per esempio, di teologi che cercavano di rispondere a queste domande, per esempio titoli come God and the H-Bomb, no? Cioè Dio e la bomba H. Ecco, cioè, siccome c'erano all'epoca le politiche di cosiddetta brinkmanship, cioè di arrivare sull'orlo, sul precipizio, brink, della guerra nucleare, minacciando anche l'uso di armi nucleari, ma senza mai cadere dentro questo precipizio, e questo, diciamo, era diventato quasi una prassi tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ecco, fino a che punto è lecito far correre questi rischi alle popolazioni? È lecito, naturalmente non può essere moralmente lecito l'uso di armi termonucleari, questo va da sé per qualsiasi sistema morale, diciamo, ma la minaccia può essere giustificabile in qualche caso, e l'accumulazione, diciamo, di armi termonucleari come deterrente, quindi per far sì che l'avversario non attacchi e che la guerra non scoppi, spaventato da quelle armi, è anch'esso illecito o forse invece può essere giustificato anche dal punto di vista morale? Ecco, queste sono le domande che i religiosi si stavano facendo, e vedremo che, insomma, la crisi di Cuba li sollecita da questo punto di vista, e solleciterà anche ovviamente Papa Giovanni XXIII, che farà il famoso appello, insomma, perché le due parti continuino a negoziare, e dall'impatto che questo appello otterrà poi trarrà lui stesso la spinta per fare l'enciclica Pacem in Terris, che è dell'11 aprile 63, quindi di pochi mesi dopo la crisi dell'ottobre del 62, è un'enciclica che è figlia direttamente di quel suo intervento, e che è un'enciclica rivoluzionaria, insomma, che cambiò radicalmente la maniera in cui la Chiesa giustificava, guardava la guerra, diciamo. Un tempo c'era la dottrina della cosiddetta guerra giusta, no? Da Sant'Agostino in poi, con Papa Giovanni questa cosa comincia a cambiare, perché lui dice nell'era atomica il ricorso alla guerra è alienum a ratione, cioè è folle, è una follia, diciamo.
E andiamo nel particolare di alcune cose che hai scritto nel libro. C'è la lettera di Fanfani a Kennedy, un atto non dovuto dalle alleanze, ma che secondo te ha riscosso anche un grande favore nel governo sovietico. Ci racconti? Sì, allora Fanfani si trova a dover reagire alla decisione di Kennedy che appunto ricapitolo per chi non avesse presente tutta la crisi, insomma diciamo ovviamente la crisi scoppia perché i sovietici mettono questi missili nucleari a Cuba per difendere Castro da una presunta, diciamo, attesa invasione, diciamo, seconda invasione dopo la Baia dei Porci, e forse per altre motivazioni meno chiare e meno nobili, diciamo, da parte di Khrushchev, come Berlino ed altri. Kennedy viene a scoprire questa cosa tramite degli aerei spia che appunto scoprono che c'è in corso questa installazione, nonostante tutte le assicurazioni del contrario che Khrushchev sta fornendo in pubblico e in privato, quindi si sente raggirato, si sente capisce che gli è stato mentito dal suo diretto avversario e decide che è il momento di reagire con forza, di rispondere a questa ennesima provocazione. Risponde con questo discorso il 22 ottobre in cui lui appunto rivela la presenza di queste rampe di missili in costruzione a Cuba, annuncia un blocco navale intorno all'isola per evitare che ne arrivino altre e una continua sorveglianza, richiede che queste armi già presenti a Cuba vengano smantellate e aggiunge che se qualsiasi di esse verrà lanciata contro qualsiasi paese dell'America centrale oltre che gli Stati Uniti, ciò susciterà una full retaliatory response, dice lui, cioè una piena risposta di rappresaglia, che era un eufemismo per dire una rappresaglia nucleare, contro l'Unione Sovietica, cioè a dire se li lanciano da Cuba io me la prenderò con voi, non con Castro. E quindi sposta l'attenzione, diciamo, dal duello tra il gigante nordamericano e la povera isola minacciata dagli imperialisti, in un certo modo fa capire che lui ce l'ha innanzitutto con l'Unione Sovietica. E ecco, però poi questo anche per via del blocco, che era una misura sostanzialmente illegale, perché le acque erano acque internazionali e gli Stati Uniti non avevano il diritto di impedire a delle navi sovietiche di consegnare degli armamenti perfettamente legittimi a Cuba, insomma. Quindi era una mossa molto rischiosa, compresa l'esplicita minaccia di rappresaglia atomica contro l'Unione Sovietica che veniva fatta, quindi era una sorta di ultimatum all'avversario che suscitò anche grandi critiche in varie parti del mondo a vari livelli e sicuramente metteva il mondo a rischio di una escalation, diciamo, di un inizio di una veloce corsa verso lo scoppio della terza guerra mondiale. Allora Fanfani si trova improvvisamente messo al corrente del discorso che Kennedy sta per fare di lì a 2 o 3 ore. Non viene consultato ma semplicemente informato e deve decidere come rispondere e risponde appunto con questa lettera privata, che però lui fa consegnare anche tramite intermediari per conoscenza, diciamo, a Londra e a Mosca. Ovviamente Mosca non era un alleato dell'Italia, quindi la cosa è particolarmente significativa, ed è una lettera in cui Fanfani come dire, esprime le sue perplessità in maniera molto franca. Non so se può essere il caso di leggerne un passo. Sì, certo. Gli scrive: Signor Presidente, rivolgendosi a Kennedy naturalmente, l'Italia comprende e sente quali vive preoccupazioni per il mantenimento della pace susciti il concentrarsi di armi nucleari offensive nell'isola di Cuba. Però mancherei a ogni elementare dovere d'amicizia se non dicessi, e qui ovviamente io taglio perché la lettera è un po' più lunga, però se non dicessi che le misure da lei decise possono far correre a tutti gravissimi pericoli. Tra l'altro qui il testo originale aggiungeva: e sono cariche di impensabili ripercussioni. Il Presidente della Repubblica Antonio Segni
interviene a cancellare con un segno di matita questa osservazione, giudicandola evidentemente troppo forte. Tra Segni e Fanfani insomma c'era una grande diversità di vedute. Segni era più rigidamente atlantista e quindi questa era una critica eccessiva per lui, almeno questa ottiene che venga rimossa, insomma questo è un piccolo retroscena che emerge dalla lettura del documento d'archivio. Perciò, continua Fanfani, sono stati apprezzati del suo discorso, dice sempre rivolgendosi a Kennedy, il ricorso degli USA all'ONU, che noi appoggeremo, il suo appello diretto al primo ministro Khrushchev, la sua calorosa riconferma di essere disposto a qualsiasi esame in qualsiasi sede di tutti gli altri gravi problemi che oggi turbano il malfermo equilibrio su cui poggia l'instabile pace del mondo. Qui c'è un'implicazione evidente che da questa lista manchi il blocco navale, manchi quella minaccia di cui parlavamo di rappresaglia. Era un modo per dire queste altre cose sono state apprezzate molto di meno. Naturalmente Fanfani era nella NATO, era alleato, quindi non poteva far mancare il suo appoggio, ma trova la maniera di dire al suo alleato anche in filigrana quello che lui pensa e quelle che sono le sue perplessità, anche perché insomma se ci fosse stata una rappresaglia sovietica su Berlino o sui missili che erano in Italia, in Puglia, no? E quindi l'Italia era particolarmente esposta, noi ci saremmo andati di mezzo per via di decisione prese a Washington, insomma, quindi in questo io devo dire che personalmente ritengo che Fanfani abbia reagito con una certa franchezza, non disgiunta dalla lealtà che si deve a un alleato in un frangente molto molto delicato, insomma. E senti, nella tua analisi delle percezioni, come vede, come analizza l'evento Pasolini, visto che siamo in Friuli? Sì, allora Pasolini reagisce in due modi. Il primo è di scrivere una poesia sull'evento. E poi magari possiamo anche leggerne qualche verso, è un po' lunga, però sostanzialmente io la interpreto, diciamo, è una poesia molto, in parte anche difficile da interpretare, ma io l'ho interpretata come un delicato elogio di Khrushchev, anche lì quasi in filigrana. A questo punto la leggo direttamente adesso, insomma, prima di passare all'altro modo in cui Pasolini reagisce. Lui la pubblica su Vie Nuove questa poesia e dice: consideratela un po' come tradotta in sogno dal cubano, e la chiama La navigazione verso Cuba. In un mattino di quest'anno, azzurrino nella profondità dei secoli, il convoglio va verso Cuba. Il convoglio era quello delle navi, no? Che portavano i missili. In un mattino di quest'anno, buio nelle viscere dei secoli, un poeta dorme nel suo lettuccio. Il poeta sembra essere un alter ego di Pasolini, no? Naturalmente che era poeta, però secondo me in realtà lui, come vedremo dal resto della poesia, si riferisce a Khrushchev come colui che dorme, lo raffigura come un poeta Khrushchev. Il convoglio va verso Cuba, lungo le strade del sole e delle acque, in un misterioso azzurro. Il poeta è risvegliato dal buio. Dove sono il sole e le acque? Dove vado io per l'oceano? E quindi ecco, capiamo che è Khrushchev, no? Il convoglio va verso Cuba, solo in mezzo all'oceano, ma nella malinconia dell'azzurro. Il poeta si sgrida nel suo povero sonno. Cosa devo dire al comitato centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, naturalmente, quindi al Cremlino? Cosa devo fare per salvare il mondo? Si chiede. Nell'azzurro dei secoli e nel buio del mattino, misteriosamente sano, nell'oceano, il convoglio va verso Cuba. Il poeta lotta nel suo povero incubo contro la rabbia che lo invade. Volete proprio crepare? Urla. Crepate. E tu, convoglio che vai verso Cuba, giungi a destinazione portando con te la morte a quegli idioti furenti che la vogliono. E il convoglio va verso Cuba, senza arrestarsi, senza relazione col mondo, come un branco di misteriosi delfini. Solo nel suo lettuccio di umile dormiente il poeta ritorna sulle sue decisioni. Ecco, io devo umiliarmi, essere sconfitto. E tu, convoglio che vai verso Cuba, arrestati e di fronte al mondo che ti guarda patisci la vergogna dell'insuccesso. Non solo tu non andare verso Cuba, ma tutto ciò che a Cuba è orgoglio e diritto di guerra sia rinnegato. Qui naturalmente l'allusione è al fatto che poi lui fa girare queste navi per evitare che vengano affondate dalle navi americane, e poi qualche giorno dopo accetta anche di rimuovere quei missili che erano già sull'isola, ingoiando ovviamente un rospo, un boccone amaro, e facendo un po' la figura di quello che si era ritirato di fronte al nemico, però effettivamente un po' salvando la pace.
E la poesia finisce con queste ultime 4 terzine. In un mattino di quest'anno, buio nelle viscere dei secoli, sorride in fondo al sonno di un poeta, Khrushchev. Solo l'uomo per cui l'oceano è un piccolo lago può comportarsi come un vecchio padre, perché solo la rivoluzione salva il passato. Godi, godi vecchio uomo, il tuo unico capitale nella pace che ti consente infinite guerre all'interno della materia e dello spirito. 1000 convogli vanno ora verso Cuba, mentre in fondo a un povero sonno sorride la visione dell'oceano in pace. Sì, questa è la prima reazione di Pasolini. E la seconda? La seconda invece è di tipo più prettamente politico. Lui, accompagnato da Alberto Moravia, da Carlo Levi e da Renato Guttuso, quindi 4 intellettuali solitamente, diciamo, comunisti, vanno alla Farnesina, al Ministero degli Esteri, e vengono ricevuti, vanno in rappresentanza degli intellettuali italiani a chiedere che il governo italiano in questa situazione così drammatica si faccia portavoce dell'istanza di pace, appunto, della cultura italiana e della popolazione italiana in generale, e bisogna dire che il ministro degli esteri Piccioni li riceve innanzitutto, il che non è scontato in giorni così febbrili di attività, no? Anche perché loro, diciamo, non avevano nessuna qualifica speciale, no? Per essere ricevuti. Vengono tra l'altro accompagnati da un giovane Enrico Berlinguer, già membro naturalmente del Partito Comunista, quindi c'è il membro della politica che accompagna degli intellettuali a parlare con le istituzioni. Questo è anche emblematico, no? E appunto Piccioni li riceve con attenzione, li rassicura che l'Italia farà quello che potrà per far sentire la sua voce in favore della pace, e questo poi scatena tutta una polemica, perché sui giornali nei giorni seguenti si comincia a dire che Piccioni non avrebbe dovuto riceverli, che questi intellettuali sono in realtà al servizio del PC e al servizio di Mosca, che c'è una ipocrisia di fondo perché loro criticano l'America ma non criticano contemporaneamente la Cina maoista, che in quegli stessi giorni sta facendo una guerra di confine contro l'India, e dunque si scatena la polemica sul cosiddetto culturame, no? Cioè su questi intellettuali che in realtà sarebbero dei servi di partito, e quindi Pasolini viene un po' nel centro del dibattito e della polemica. Lo si tratta anche, si fanno dei titoli ironici con scritto, non so, ragazzi di vita a Montecitorio, alludendo al suo romanzo, però io penso che, insomma, più che servi di partito fossero semplicemente d'accordo in quel caso con la necessità di parlare di pace. Senti, parliamo di fonti. Tu adesso hai citato delle testate giornalistiche. Fra le tue fonti ci sono infatti, oltre che archivi italiani, inglesi e americani, un centinaio di testate giornalistiche analizzate appunto nei giorni dell'evento. È riuscita la stampa di allora a spiegare la crisi, questa crisi così unica, e c'è differenza con la stampa di adesso? Beh, c'è differenza, è difficile dirlo perché fortunatamente non abbiamo un paragone con una crisi altrettanto grave odierna. Sicuramente oggi la percezione passerebbe magari anche da internet, no? Cosa che all'epoca non c'era, dai social network perfino, e quindi avrebbe delle colorazioni molto diverse. All'epoca effettivamente i media erano innanzitutto la stampa, insomma, c'era naturalmente la radio, la televisione, però l'uso della fonte stampa, tra l'altro, è appunto per me stato di grande aiuto in questo studio, no? Perché io, appunto, avendo cercato di ribaltare la prospettiva dopo tanti studi che guardavano all'evento solamente, io volevo vedere anche cosa aveva significato questa esperienza, no? A tanti livelli, a livello politico, diplomatico, ma anche socioculturale, e quindi in quel senso diventava centrale interrogarsi su come i media avevano riportato le notizie giorno per giorno alla popolazione, e come quei media diciamo, in un certo senso un po' manipolassero, forse, o comunque influenzassero la reazione dell'opinione pubblica in vari paesi, e un po' al tempo stesso ne fossero espressione, no? Trovo che possa essere un caso di studio molto interessante anche dei rapporti tra la stampa e il potere. Per
quanto riguarda la domanda sulla performance della stampa, diciamo, bisogna innanzitutto parlare di stampe, perché la stampa americana, per esempio, statunitense, reagisce in una maniera, quella italiana è tutta un'altra cosa, no? E quella sovietica non ne parliamo, insomma, naturalmente in Unione Sovietica non c'era libertà, quindi quelli erano sostanzialmente solo dei mezzi di propaganda che sostanzialmente neanche menzionavano la presenza di missili nucleari a Cuba in tutti quei giorni, quindi un lettore sovietico non era messo in condizione di poter capire quello che realmente stava succedendo. Senti, una crisi di questa portata per fortuna ai nostri giorni non c'è, ma la storia comunque deve insegnarci qualcosa. Abbiamo comunque, è un evento comunque abbastanza attuale, o meglio ci porta all'attualità la presenza del nucleare, il trattato sul nucleare iraniano di oggi, il rischio di un conflitto nucleare, quindi può aiutarci, insegnarci appunto il caso studiato come si può rischiare a entrare in un caso del genere e come anche magari si riesce ad uscirne. Beh sì, sicuramente si possono trarre tante lezioni dalla crisi di Cuba. Naturalmente si tratta di applicarle poi al mutato contesto storico, no? Perché ecco, per esempio si parla spesso di seconda guerra fredda, io sono un po' prudente su questo utilizzo, perché appunto la contrapposizione che adesso c'è tra magari Putin e Obama, tra la Russia e gli Stati Uniti, non è più di carattere ideologico, è più una contrapposizione, una sorta di tensione, di risorgere di alcune tensioni dovute al fatto che la Russia vuole recuperare un ruolo di potenza non più solamente regionale. Però insomma la guerra fredda era un'altra cosa, c'erano proprio due progetti di mondo differenti dietro, e questo è naturalmente quello che poi portò a un accumularsi di tensioni così forte che poi sfociò dopo una serie di varie crisi, insomma la crisi di Berlino del 58, poi del 61, questo surriscaldarsi sempre di più che unito alla corsa agli armamenti portò alla crisi di Cuba. Quindi ora risulta difficile pensare che ne scoppi un'altra almeno con quelle stesse modalità, però si può dire che le lezioni della crisi di Cuba vanno comprese e tenute a mente, perché mutatis mutandis possono essere ancora valide. Sicuramente Kennedy e Khrushchev ebbero delle responsabilità nel far scoppiare la crisi, ma poi furono molto bravi nel risolverla, mostrarono entrambi moderazione e prudenza. E questo è per rispondere insomma alla tua domanda su come uscirne. Se si dovesse verificare, sì, bisogna mettere da parte le considerazioni di prestigio nazionale, perché come capiscono bene Kennedy e Khrushchev, nel momento in cui si cominciano a sparare i primi colpi non si può più arrestare quel meccanismo. Ricordiamoci che Kennedy e Khrushchev avevano entrambi fatto la guerra, che Khrushchev era stato commissario politico a Stalingrado durante la seconda guerra mondiale, quindi aveva osservato insomma gli orrori di quell'assedio, aveva anche perso un figlio nel corso della seconda guerra mondiale, e quindi sapeva che cos'era la tragedia di una guerra. Kennedy aveva combattuto la seconda guerra mondiale nel Pacifico, guadagnandosi tra l'altro una medaglia al valore quando la sua nave era stata affondata dal nemico, e lui aveva salvato un po' gli altri componenti dell'equipaggio, quindi e tra l'altro suo fratello maggiore anche lui era morto in guerra, quindi entrambi sapevano che cosa significava la guerra, e quindi erano anche in grado di contrastare le forti pressioni che entrambi avevano dalle rispettive linee dure che invece volevano arrivare a uno scontro. Senti, tu hai lavorato a progetti RAI, la storia siamo noi, RAI Storia, il tempo e la storia. Noi a livello un po' più piccolo di storia con il professor Franco Cardini abbiamo in corso un progetto pluriennale, La tua storia, che coinvolge le scuole del Friuli e del Veneto, mettendo a disposizione documenti scritti, audio, interviste su videoconferenze, registrazioni su tavole rotonde
convegni anche internazionali. Ecco, la domanda è come vedi l'utilizzo delle nuove tecnologie per la storia, per la divulgazione storica? Beh, è fondamentale, direi. Io tra l'altro mi occupo a Rai Storia, oltre che del programma Il Tempo e la Storia come autore, faccio anche il web editor lì, quindi appunto mi occupo direttamente di come si possa usare per esempio dei web doc. Recentemente abbiamo fatto sulla strage di Bologna per il 35esimo anniversario, quindi utilizzando infografiche, alternando testi e video, contenuti multimediali, insomma, messi insieme, integrati in una maniera che possano risultare poi, diciamo, di appeal per chi magari non ha un interesse enorme per quella materia, no? È un po' il discorso che facevamo all'inizio, cioè si tratta di diffondere un po' la conoscenza storica, dando un'informazione che sia possibilmente il più accurata possibile, ma che sia declinata secondo quelli che sono le abitudini di oggi, anche magari delle generazioni più giovani. Quindi ormai una volta si diceva siamo la cultura dell'immagine, adesso siamo la cultura del tablet, no? E quindi bisogna declinare appunto la conoscenza storica non più solo con dei libri, ma anche con dei video, con delle materiali interattivi, in maniera che appunto poi di fatto non si verificano dei casi per cui qualcuno magari dice che cos'è la strage di Bologna, boh, non lo so, non so che è stata, non so chi l'ha fatto, ecco, questo bisognerebbe evitarlo in tutti i modi. Per concludere, una battuta sul tuo ultimo libro, Non solo canzonette, l'Italia della ricostruzione del miracolo attraverso il Festival di Sanremo. Che cos'ha di diverso l'Italia del miracolo economico da quella di oggi? Beh, molte cose purtroppo. Innanzitutto la situazione economica, direi, e forse ancora più importante la fiducia nel futuro, che all'epoca c'era. All'epoca, insomma, per quanto fosse un miracolo, era cioè per quanto, diciamo, l'economia stesse andando bene in quegli anni, e parlo in particolare degli anni dal 58 al 63, però c'erano ancora delle sacche di povertà, c'era ancora l'analfabetismo che permaneva un po', anche se stava diminuendo, no? Però c'era l'idea che le cose andranno meglio, e quindi ci si rimboccava le maniche e si andava avanti sospinti da questa speranza. Insomma, lo stereotipo, no? Dice delle famiglie che lavoravano per potersi comprare prima la televisione, poi la 500, la 600 e così via, no? E per loro quello era il sogno di una vita. Oggi noi viviamo in un momento in cui si guarda più al presente e si cerca di tirare avanti con previsioni fosche nel futuro, insomma, in particolare per quello che riguarda la mia generazione, se vogliamo, no? Che vive in termini precari, e quindi questa è la differenza principale. Il libro, insomma, cerca di spiegare come tutto questo si rispecchiasse poi in realtà anche nelle canzoni più frivole di Sanremo, anche se non parlavano di politica, però in realtà manifestano il cambiamento di un paese di anno in anno attraverso Claudio Villa, Celentano, Mina e così via. Grazie. Lei era della giuria scientifica. Ci spiega come mai appunto la giuria scientifica ha scelto questi 3 volumi. Cito il primo e magari andiamo in ordine. Emanuele Bernardi. Lei mi chiede di violare i segreti dei lavori della giuria. L'abbiamo scelti confrontandoli con altri libri, ma neanche sotto tortura le dirò quali erano gli altri libri che abbiamo escluso. Quindi la sua domanda è, diciamo così, impertinente. Allora un commento sui 3 che sono arrivati alla finale. Sì, allora il primo è di Emanuele Bernardi, Il mais miracoloso, storia di un'innovazione tra politica, economia e religione. Carocci, 2014, è un libro appunto insolito che riprende la tradizione anche della scuola, forse dell'École des Annales, si può dire, no? Oggi che non è neanche tanto di moda questa dell'École des Annales, no? Questi approfondimenti su cose particolari. È così? Cosa ne pensa? Ma dunque, allora, i 3 libri corrispondono a 3 grandi orientamenti della storia.
di questo secolo. Primo, come ha detto lei, appunto il libro sul mais è un libro su una grande innovazione diciamo tecnica all'inizio della coltivazione di questo cereale, il mais, che ha cambiato completamente il volto dell'alimentazione, importato dall'America, è diventato poi un elemento fondamentale dell'alimentazione degli europei. Quindi è la storia di una grande innovazione nascosta, perché nessuno ha mai, non viene percepita in nessun libro, manuale scolastico lei troverà appunto neanche un paragrafo dedicato a questo. E invece il mais, la patata, ecco una grande innovazione dell'alimentazione europea, hanno salvato la vita di milioni di europei, per esempio. E quindi diciamo così, è un libro che si dedica ad una grande rivoluzione, come dire, strutturale. Il libro di Martelli sulla guerra nell'Atlantico, la guerra dei sommergibili nell'Atlantico, è un libro che si occupa di una pagina importantissima della storia della guerra. La guerra, si voglia o non si voglia, rappresenta un momento chiave della storia. Si è fatto molto ironia un tempo, insomma, disprezzando l'histoire bataille, si diceva con una certa sufficienza, c'è la storia fatta di date, di battaglie, ma le battaglie sono importanti. Prima si parlava della prima guerra mondiale perché definiscono il potere. Ora, poche cose sono così importanti nella storia delle società umane, anche quelle forse animali, come chi ha il potere. Il potere è una cosa fondamentale. La guerra decide chi ha il potere tra gli stati, tra le collettività. Il libro di Martelli è un libro affascinante per chi ha interesse per queste cose, racconta appunto la storia della guerra sottomarina, che poi è la storia in sostanza della Germania, una grande potenza terrestre, di riuscire a superare questa sua condizione diventando anche una potenza marittima, e di farlo attraverso un'arma particolare, quella dei sommergibili, che costano poco, sono piccoli, quindi costano poco, ma possono fare molti danni. E una potenza nuova, marittima nuova, si affida ad un'arma del genere, e con risultati che sono analizzati in questo libro, l'epopea anche, diciamo così, di questi uomini racchiusi in questo piccolo battello di sommerso. Terzo libro, quello che Il libro vincitore, il libro appunto di Campus, il libro appunto sulla crisi di Cuba, che tenne il mondo con il fiato sospeso. Tutti quanti, insomma, ci ricordiamo, tutti quanti, almeno quelli della mia generazione, ma già della sua non credo molto. Il confronto più importante che c'è stato di tipo politico, ma che a un passo dal diventare anche un confronto militare, tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, cioè appunto una pagina decisiva della guerra fredda. Drammaticissimo, si svolse nel giro di una settimana, in cui sembrò che il mondo appunto fosse sull'orlo della guerra. La guerra nucleare. La guerra nucleare, appunto, non sono scherzi. E al tempo stesso il libro si occupa in una parte molto interessante, altrettanto interessante di questa che ho detto, delle reazioni che ci furono in Italia, nella piccola Italia, di fronte a questo evento planetario, e si leggono cose molto interessanti e anche un po' deprimenti, diciamo così, soprattutto, ahimè, sugli intellettuali italiani che, insomma, appunto, come spesso capita, non capirono assolutamente nulla di quello che stava accadendo, diedero un giudizio ideologico, totalmente ideologico, e ad alcuni molto importanti nomi della cultura italiana, che è meglio non fare, capitò di dire, insomma, che Kennedy era un nazista, per esempio, ma questo era, diciamo così, c'è anche una poesia di Pasolini. L'aria dei tempi che per fortuna un po' ci siamo lasciati alle spalle, mi pare. Senta, secondo lei perché ha vinto il terzo? Perché la giuria? Io per esempio ho apprezzato questa suddivisione che ha fatto, prima un'analisi particolare dell'evento e poi la percezione che questo evento ha avuto in Italia, negli USA, e poi tra i politici, i religiosi.
Ma perché ha vinto? Bisognerebbe chiederlo a chi lo ha designato, ma io penso che abbia vinto perché è un libro che ha esaminato una pagina molto importante che molti di noi ricordano, forse anche molti lettori, e in cui si incrociano molte dimensioni, la dimensione politica, ideologica, militare, importantissima, e si incrocia poi la dimensione mondiale e la dimensione italiana, quindi è un libro, diciamo così, che copre una molteplicità di campi di interesse, lo fa con una grandissima, se lei lo ha letto, con una grandissima Io l'ho votato anche. documentazione, veramente straripante direi, nella documentazione di questo libro, quindi convince il lettore, lo prende anche, lo coinvolge in una serie di tutte varie dimensioni, quella religiosa come lei ricordava, e quindi penso che questo sia piaciuto a un certo numero di lettori, che è la maggioranza. Grazie.